Buonasera, ben con Gnovis, il presidente del Friuli Vignesi Giulia della conferenza dell'Isredions Massimiliano Fedriga ha pandut l'istituzione di un gruppo di lavoro che dentro dai 14 di settembre presenterà al governo una serie di proposte, squintri l'aumento dei prezzi dall'energia. Sarà un documento fondato sulla concretezza novin masse team, paladit Fedriga a Telefriuli, dopo l'incontro dai restanti dal Stato dell'Isredions che si è serate con la panduta nei nostri microfoni. Ovime tutti in PIS, un gruppo speciale di lavoro che dentro del 14 settembre al formulare le proposte dall'Isredions per far fronte all'aumento dell'energia e degli bolletti. O soia pro dal nucleare di quarta generazione, ma come non è pensabile un collegamento diretto con la centrale slovena di Krško che non permette di chiappare energia a prezzi bassi. Lo ha detto l'assessore regionale Scocimaro di mattina a Trieste, dopo finiti i lavori dall'incontro sull'energia con la regione e le categorie economiche. E la necessità di calmierare i prezzi e con questo obiettivo hanno di muoversi il governo e l'Europa, l'ha detto Scocimaro, che dopo l'ha mostrato qualcheduna delle soluzioni metodi simbole dalla regione, tanto che i 9 milioni di euro stanziati pro dalle comunità energetiche. Una scurtade gruesse e inspietate ai ordinativi di bande di purtroppo clienti si è obbliata la Automotive Lighting di Tumiece che produce ferrai per macchine dal segmento premium a domandare di attivare la cassa integrazione dai 12 di settembre ai 29 di ottobre per 296 dipendenze. L'azienda è contenta che il ricorso alla cassa potrà fissarsi su una media di 35 lavoratori per dì. I sindacati hanno domandato che sia applicati i criteri della rotazione entro i lavoratori. Ascensori bloccati, arbuigolati, pericolanti, il brutto tempo, come che già è stato prodotto, la battuta della regione massima, la Vignesi e Giulia, la situazione più critica si è registrata dalle sbandis di Grau, Monfalcone e Trieste. Una bomba di aghe ha fatto saltare i tombini dalla capitale regionale, causando l'ingamento dall'ospedale Maiore, dal palazzo della regione. In agade si erade al pubblico la risera di San Saba, aghe alte in tal centri di Grau. Pre Lorenzo Barro e pre Loris Vignandella sono arrivati non sere a Namaca, la parrocchia d'Ulache an chiase missionaris Fidei Donum di Verone. A stan ben, ma sono vorrestrax, tanto al fisic che tal spirit. Lo fazzave i centri missionari di Conguardia e Pordenon, che le in contatto di continui cui due predis schiampas all'attentato in Mozambique. D'Ulache è stata decopade sur Maria de Coppi di 83 anni, che ieri in terre africane di 59 anni in ca. Tali prossimi ori partiranno per Namaca, dopo spostarsi dalla sede della diocesi e chiatarsi con il vescovo pre Alberto Viera, alla giunta il direttore del centro missionari Alex Zappalà, sperincumo di tornare a imbracciaio in curte. Colpa importante alla concessionaria di veicoli commerciali Stefanelli di Pradaman, int disconosciute, int edis dai 22 di agosto ai 6 di settembre, hanno rubato dal park dai macchinaris vot centralins di controllo per i rallentadori idraulics. Il danno è calcolato in 50.000 euro e sarebbe una robaria su commissione. La denuncia è stata fatta dai responsabili della filiale di Venazionale ai carabinieri dalla compagnia di Palme. E come ho spazio le rubriche Gnovis dal Monte. Viaggi in queste puntate con le biele gnove che in Lussemburgo è tornata a nascere il Fogolar Furlan. Il primo storico Fogolar Furlan in Lussemburgo è stato fondato in tal lontano 1964 e è diventato in curto un'associazione di riferimento non solo per i Furlans ma per tutti gli italiani di che regione. Ma magari così noi negli ultimi 10 anni, per diversi motivi, il Fogolar alla fine della sua attività. E come 5 giovani Furlans
due nasciuti proprio in Lussemburgo, di genitori furlans e 3 di nuove migrazioni, sburtas di un numero sempre più alto di domande di furlans dal foreste, anche a tali condizioni sufficienti spartonare a partire hanno deciduto di dare nuove vite all'associazione. Dalla fine di agosto, dunque, il Fogolar Furlan Lussemburgo è in attività e si può contattarlo per email o attraverso le pagine social. Il consiglio direttivo alle fatto di Stefano Milani, presidente, Matteo Bortolotti, tesoriere, Fabio Perez, segretari, Valentina Bortolotti Plosner e Tommaso Cossio, socis fondators. L'intenzione, al conto del presidente Milani, è che di rispondere ai tanti che lamentavano la mancanza di un fogolare in Lussemburgo, o vi voglia di impegnarsi non dome perché le nostre tradizioni furlani a tornare in fuori in Lussemburgo, ma anche per diventare un ponte di riferimento e di aggregazione per tutti che ambrame. Che di poco organizzeremo il primo avvenimento ufficiale con che di presentarsi alla comunità lussemburghese e scominciare a tirare su le adesioni dai news, socis e ascoltiamo come il messaggio dai giovani dal rinasciuto fogolare. E richiappino in mano il vecchio fogolar Furlan dal lontano 64. Se avete voglia di vedere ciò che fazem, chialai sulla pagina Facebook e Instagram Fogolar Furlan in Lussemburgo. Si violini in Lussemburgo. Mandi! Si sposti in Argentina, lì dalla Società Friulana di Buenos Aires, dove che il 15 di agosto passato è stato fatto Gustavo Furlan, il primo Gustavo in compagnia in presenza dopo 2 anni di pandemia. Hanno partecipato 120 persone. Frico, polente, muset e crauti. E partirà il tiramisù dal Fogolar Furlan di Buenos Aires. All'estate il primo Gustavo in presenza dopo dei 2 anni di pandemia. Tal gruppo Cogos Furlans 2 hanno lavorato per fare di mangiare a 120 persone che sono chiattate a misdì dal Fogolar con tante voglie di essi doglie. Il momento più spietato all'estate il tradizionale tai de polente col fil che ho fatto io, ma da spo testaulis ogni dun ha voluto tagliare la loro polente e non ha mancato neanche il vin brûlé. Partirà a ieri neanche gli arles dal corso di Furlan Denone che si sono chiattati in un altri incontri di team di Tabaià. Spietanti il 95esimo anniversario che sarà festeggiata il 6 di novembre prossimo, i soci sono da ora a preparare un new mosaic per la sede del Fogolar. Con le esperte e amorose guide de nostre amiche Alejandrina Filippuzzi che porta in davanti in questi anni il corso di mosaic, i soci del Fogolar, ma anche in dal Borg, si sono mettuti d'ogni per immaneare un mosaic gruppale per l'ingresso a sede, tant che una maniera di lasciare un omaggio ai 95 anni denone dai Fogolars a Torpa al Monte. Alle partite il new fan di scuole e con che l'anche studia in Friuli il progetto portato in denante dal convitto Paolo Diacono di Cividati in collaborazione con l'ente Friuli Palmonte e la poi dalla regione riservata ai discendenti dai corregionali dal Forest dai 15 ai 17 anni. L'iniziativa che stanno a fare 20 anni di vita a sonda ora arriva in Friuli i giovani partecipanti che potranno vivere l'esperienza di 9 mesi di studi dal convitto nazionale Paolo Diacono e conoscere le loro la terra che tanti anni sin da ora abbiamo dovuto partire loro vons. Avvengono dalle regioni argentine di Chaco, Cordova, San Juan, Santa Fe, La Rioja e Buenos Aires. I voti giovani dal Fogolar Furlan di Avellaneda di Santa Fe, in partenza dall'aeroporto di Buenos Aires, contenti e emozionati, nos mandi il loro salute. Sin da ora attaccare il viaggio. Grazie a tutti che ha fatto il possibile per questa esperienza, studiare in Friuli. Mandi di cuore. E per usgnota le tutte, nuovi saltone domani sera, sempre a snuvo col vince. Mandi e buone serate, dei Viodisi.